Un terzo caso di sospetta infezione da micobatterio chimera è stato individuato dall'ambulatorio dell'ospedale di Treviso che sta affrontando l'emergenza scoppiata all'indomani dei decessi causati dal batterio killer che si annida nelle macchine utilizzate per la circolazione extracorporea nei pazienti operati a cuore aperto, batterio che ha già causato 9 morti, 6 in Veneto e 3 in Emilia-Romagna. Il tempo di incubazione della malattia è molto lungo, di qui la decisione del richiamo di 10.000 pazienti operati al cuore in Veneto tra gennaio 2010 e dicembre 2017, oltre all'istituzione di una vera e propria task force che sta gestendo tutti i casi di persone che dopo l'intervento manifestano sintomi sospetti. Noi stiamo ovviamente ricevendo tantissime telefonate, da 40-50 telefonate al giorno. Devo ringraziare il dottor Scotton e il dottor Rigoli perché sono i nostri due riferimenti all'interno di questo protocollo appunto di presa in carico delle persone che hanno il sospetto di avere il batterio. Però un messaggio importante: oltre che telefonare, sentite anche i vostri medici di famiglia che sono importanti per definire se ci sono i sintomi che possono far pensare che ci possa essere ovviamente un'infezione dovuta appunto al Mycobacterium chimera. Il terzo caso sospetto a Treviso è quello di un paziente che ha manifestato febbre, spossatezza, perdita di peso. Accertato che non si tratta di altre patologie, ora il team di esperti l'ha sottoposto alle indagini per la ricerca del batterio. Si attendono i risultati. Nel frattempo proseguono i controlli tra i pazienti operati a cuore aperto. La Regione Veneto ci sta dando le linee guida, noi siamo a disposizione per ovviamente fare il percorso per capire se effettivamente qualcuno è stato contagiato.